Io sono approcciato a questo corso con un'estrema, non dico diffidenza, ma ritrosia, ecco. Perché il titolo secondo me è stato fuorviante rispetto ai reali contenuti che poi ha avuto il corso nelle sue 3 giornate. In realtà conoscere le mafie sembra un tema molto distante dalla nostra realtà operativa della polizia locale. Proprio per come è stato spiegato in questi 3 giorni di seminario, mi sono reso conto che le mafie sono ovunque, sono tutto. Tutti gli episodi che succedono nei nostri territori possono essere ricondotti comunque al sistema mafioso, non come cosche, non inteso come cosche mafiose, ma il sistema mafioso. Io ho trovato estremamente utile e formativo non tanto le nozioni che mi sono state trasmesse, quanto l'ascoltare le buone pratiche. Mi riferisco in particolare alla prima giornata, dove si è parlato del contesto sociale in cui noi operiamo. Tutte queste buone pratiche di intervento dell'ente locale che non può agire essenzialmente in un'unica direzione, ma è un'azione a 360 gradi rispetto a una tematica di insicurezza generale. Il punto di forza di questi incontri è stato mettersi a confronto con persone che hanno sempre operato in realtà regionali diversamente strutturate, con tessuti socio-economici diversi dal Veneto. Mi riferisco al primo giorno con gli operatori dell'Emilia Romagna, mi riferisco ad oggi con un interessantissimo intervento degli operatori della Polizia Locale di Milano e della Lombardia. Cioè, assolutamente alla portata di tutti, comprensibile ai più, apprezzabilissimo il ruolo della moderatrice che riesce a far sintesi anche in temi che non sono propri, non penso che la collega sia, però dimostra assoluta intelligenza e capacità di analisi di ciò che viene detto e degli interventi fatti. Linguaggio assolutamente adatto e anzi penso sia il formato corretto.